Preoccupazione per il ritorno della violenza minorile in centro storico a Venezia. Baby gang mettono a ferro e fuoco la città. Il sindaco: li prenderemo, è un problema culturale. Blitz notturno di Forza Nuova davanti allo stabile della futura sede della comunità islamica. Non è una moschea e non è a norma, precisa il presidente, che ribadisce quello stabile è occupato da ex frequentatori del centro di via Monzani. Storica firma tra il governatore Zaia e l'amministratore di Terna, 400 milioni per l'elettrodotto Dolo-Camin che sarà interrato come i comuni chiedono da 10 anni. C'è già il primo accordo politico per la ricandidatura a sindaco di Venezia di Luigi Brugnaro, l'assessore alla sicurezza d'Este passa Fratelli d'Italia ed il partito di Giorgia Meloni annuncia il sostegno per il 2020. Disagi in terraferma in centro storico per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico, per 3 ore mugugni di pendolari e turisti appiedati. In campo del Ghetto Nuovo a Venezia è celebrato il giorno della memoria. Il rabbino capo della comunità ebraica sulle leggi razziali sono state una sconfitta per tutti. La Rai riprende il secondo posto in classifica battendo Fiat Torino, domani nuovo e decisivo impegno per l'accesso ai play-off di Champions League. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. Prenderemo la baby gang responsabile della nuova aggressione a San Basilio, è la promessa del sindaco Luigi Brugnaro, che però non vuole considerare il fenomeno solo sotto l'aspetto della sicurezza. Sentiamo. L'incubo baby gang in centro storico sembrava finito con il blitz di sabato mattina nelle scuole veneziane, che aveva portato a rintracciare i protagonisti delle 4 violente aggressioni delle scorse settimane, tutti ragazzi tra i 15 e i 16 anni inchiodati dalle immagini delle telecamere. Invece sabato sera un nuovo episodio ha visto vittime un gruppo di 18enni nella zona di San Basilio, tempestati selvaggiamente di calci e pugni senza apparente ragione da una decina di ragazzi giovanissimi. I responsabili, spiega il sindaco Luigi Brugnaro, non sono gli stessi che avevano imperversato la settimana precedente tra San Polo, Canareggio e Castello. 2 bande le abbiamo prese, abbiamo già preso su 2 bande di ragazzi minorenni, 14-15 anni, cose drammatiche. Io su questo non ho fatto grandi esposizioni perché credo che sia un grande dolore anche per queste famiglie, per cui adesso stiamo cercando la terza. Li prenderemo, promette Brugnaro, e saranno puniti per le loro azioni. Ma l'aspetto repressivo in questo caso non basta. Troppe volte le famiglie sono state lasciate sole di fronte a un problema che non sanno come affrontare. Non solo con la sicurezza da una parte, e questa noi in questa città la facciamo e anche bene mi sembra, per cui insomma, penso li troveremo, ma dobbiamo dare un'altra gamba che è quella appunto proprio di proposta educativa alle famiglie soprattutto, perché nessun trionfalismo neanche quando li abbiamo presi, noi cercheremo in tutti i modi di trovare poi percorsi educativi, stiamo parlando di bambini, 14-15 anni, ragazzi che è inspiegabile sta cosa. Da combattere, argomenta il sindaco, è la cultura della deresponsabilizzazione che purtroppo in questo momento ha largo spazio in Italia e che anima anche provvedimenti come il reddito di cittadinanza. In un mondo in cui tutto sembra dovuto, tutto è un diritto, tutto facile, daremo la paghetta a tutti, è proprio una delle conseguenze che io purtroppo temo sia prevedibile. Se poi io non ho più bisogno di dover lavorare, non ho più bisogno di faticare, la meritocrazia non vale più niente, ma tutto quanto è uguale, allora tanto vale che vado a picchiare e mi pretendo anche se qualcuno mi dice di no. Questo è un problema culturale prima di tutto. E sulla questione delle baby gang abbiamo sentito il neuropsicologo Michele Canil. Intanto tra la gente è forte la preoccupazione. Certo che siamo preoccupate, io sono nonna, ma chi è mamma? Sì, penso di sì. Brutta. Quando sono in gruppo si sentono più forti e magari per noia fanno queste cavolate magari. C'è preoccupazione a Venezia per la recrudescenza di episodi violenti di cui si stanno rendendo protagonisti gruppi di adolescenti. È un segnale di debolezza che però preoccupa perché tende a cristallizzare comportamenti che possono protrarsi ben oltre l'età dell'adolescenza, dice il neuropsicologo Michele Canil. Normalmente c'è una grossa assenza dell'ambito familiare alle spalle e una libertà che deriva da un'abitudine educativa di questi ragazzi, per cui, come dire, si aggregano autonomamente in atti violenti. Si tratta, spiega Canilla, di giovani che non hanno mai acquisito né un limite né un'autonomia che gli permetta di vivere nel rispetto degli altri. Spesso è difficile coinvolgere le famiglie perché a loro volta, come dire, mancano di quei valori o di disponibilità proprio ad occuparsene, e spesso sono ragazzi che al posto di arrivare immediatamente a un servizio di
di cura arrivano alla giustizia o alle forze dell'ordine. Fra la gente prevale lo sconcerto perché all'apparenza sembra che il fenomeno sia fuori controllo. C'è troppa libertà, c'è troppo di tutto e di conseguenza è degenerato. La cosa, insomma, cioè, la libertà che c'è adesso. E poi i soldi. Purtroppo non avrà più agenti di notte, di giorno, per strada, perché sti fioi ormai si incontravi, in poche parole. Questa qua se andremo sempre perso, secondo me. Questa cosa vi fa paura? Diciamo di sì, perché comunque non sai, cioè non conoscendoli, non sapendo chi sono, magari può succedere anche a te. 4 anni fa hanno picchiato uno all'accademia, un signore di 75 anni, e ha detto ti ha la sigaretta, boom. Cioè sono fenomeni che periodicamente si ripetono. Purtroppo probabilmente le famiglie non controllano bene. Secondo me bisognerebbe prenderli e fargli capire, magari col riformatorio, non lo so, che è sbagliato fare determinate cose. Striscione di Forza Nuova contro il capannone Moschea di Marghera. Vogliamo sapere se è in regola con i controlli, attaccano i militanti, ma intanto l'iniziativa riapre la ferita dello scisma che si è aperto nella comunità islamica veneziana. La scorsa notte uno striscione riportante la scritta No Moschea è stato affisso da militanti di Forza Nuova davanti a un edificio della zona commerciale di Marghera che ospita il luogo di preghiera degli ex frequentatori del centro di via Monzani. È stato il responsabile provinciale di Forza Nuova, Rudy Favaro, a rendere nota l'iniziativa con la quale si è voluto rimarcare la contrarietà al centro, che potrebbe non essere in possesso dei requisiti di legge e delle autorizzazioni necessarie. Secca la replica del presidente della comunità islamica di Venezia Mestre, Sadmir Aglioschi. Quel capannone che abbiamo acquistato un anno fa è occupato abusivamente da alcuni ex frequentatori della nostra sede. Non è una moschea, né potrebbe esserlo, visto che il regolamento comunale non lo prevede, non è struttura adatta e non è a norma. Aglioschi spiega che la comunità ha presentato al Comune una richiesta per il trasferimento dell'associazione da via Monzani a via Lazzarini, ma che ancora non vi è stata risposta. Il caso del nuovo stabile sembra destinato ad essere discusso in aula di tribunale. Nell'attesa, Forza Nuova rilancia la necessità di indire un referendum tra i cittadini per conoscerne la volontà, dato che il luogo di culto contestato dai militanti è ubicato in un'area commerciale assai frequentata dalle famiglie di Mestre e Marghera. Dopo anni di battaglia, oggi l'annuncio del governatore Luca Zaia: sarà interrato l'elettrodotto Dolo-Camin. Sentiamo. Nuove linee elettriche per circa 1 miliardo di euro saranno costruite in Veneto nei prossimi 10 anni, grazie all'accordo firmato in mattinata tra il governatore Luca Zaia e l'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris, a partire dall'elettrodotto Dolo-Camin da 380.000 volt, che sarà completamente interrato con una spesa complessiva di 400 milioni. La compagnia elettrica ha accolto così la richiesta che proveniva dai territori di una decina di comuni tra le province di Padova e Venezia, le cui amministrazioni hanno lottato compatte per oltre un decennio per ottenere questo risultato. 10 anni fa sarebbe stato piuttosto difficile proporre un'ipotesi di interramento di una linea della tensione della Dolo-Camin di 380. Oggi abbiamo delle dimostrazioni che Terna stessa ha realizzato, per esempio il collegamento sorgente di Zicoli è un collegamento completamente in cavo sottomarino ed è un 380 e sta funzionando adeguatamente, quindi oggi la tecnologia ci consente di farlo, va da sé che comunque è anche importante l'ascolto del territorio, le due cose vanno di pari passo, non le possiamo disgiungere. È un accordo dal valore sociale unico, commenta il governatore, perché diamo risposta a una miriade di istanze dei cittadini, coniugandole con le soluzioni tecnologicamente più innovative e a costi zero per la Regione. Qui abbiamo investimenti per quasi 1 miliardo di euro, sono 980 milioni se non ricordo male, tutti a carico di Terna in un progetto che è assolutamente innovativo. Interrare la Dolo-Camin era un'utopia fino a qualche istante fa. Un'altra pagina cruciale dell'accordo riguarda il riassetto della rete elettrica nell'Alto Bellunese, in parte ricostruendo l'infrastruttura danneggiata dal disastro del novembre scorso e in parte con interventi di potenziamento, il principale dei quali sarà il nuovo collegamento tra Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore. Quello che ci ha insegnato anche la recente, ma non solo, diciamo anche comunque l'acuirsi di questi fenomeni meteorologici, dice che laddove la rete è magliata, cioè laddove abbiamo più di una via per condurre l'energia, siamo più resistenti e possiamo ridurre al minimo gli impatti sui cittadini. Nel caso specifico costruiremo una seconda linea interrata che sarà completamente invisibile ma che darà più sicurezza ai cittadini.
Nel Trevigiano sarà poi realizzata la stazione elettrica di Volpago con 26 km di nuovi cavi interrati e 51 di demolizioni. La politica ora, perché c'è già un accordo per la ricandidatura di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia nel 2020, è quello con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, partito al quale in queste ore ha aderito l'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste. Penso che il lavoro del sindaco Brugnaro sia stato fin qui un lavoro ottimo, penso che sia assolutamente un bene per i cittadini di Venezia che Luigi voglia ricandidarsi nella prossima consigliatura e penso che sia giusto dire da ora che Fratelli d'Italia ci sarà e siamo molto contenti anche di poter entrare in giunta, di poter sostenere la sua maggioranza con Giorgio Deste. È ora ufficiale la già annunciata ricandidatura di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia nel 2020. Il primo accordo politico è con Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, in laguna per stringere la mano al primo cittadino e da oggi anche dell'assessore comunale alla sicurezza Giorgio Deste. Con questa amministrazione, spiega la Meloni, e con Luigi personalmente siamo stati in sintonia fin dall'inizio, perciò era giusto annunciarlo pubblicamente. Qualche mese fa personalmente sono stata in via Piave, davanti alla stazione di Mestre, ad accendere i riflettori su una delle tante zone franche italiane in mano alla mafia nigeriana e insomma dopo poco tempo sono arrivate le forze dell'ordine a ripulire una zona che era fuori controllo. Ecco, queste sono le cose per le quali Fratelli d'Italia lavora e su questo ci siamo trovati in perfetta sintonia col sindaco Brugnaro. Io non sono un politico e non lo diventerò, puntualizza Brugnaro. Venezia si propone come luogo in cui il centrodestra, con l'aiuto della parte civica della società, riesce a tornare a governare il paese. Vanno rimessi al centro il lavoro e l'impresa. Con Fratelli d'Italia condividiamo molte idee, non solo sulla sicurezza. Il blocco navale sotto le coste libiche lo abbiamo proposto insieme come soluzione umanitaria per fermare le morti in mare. Quante persone sono annegate che noi non sappiamo? Dobbiamo bloccarle proprio sulle coste dell'Africa. Questo è un imperativo, è anche urgentissimo, un blocco navale umanitario, io l'ho sempre spiegato. Comunque le persone non devono partire e se partono le fermiamo sulle navi, le trainiamo sulle navi se c'è il mare grosso e le riportiamo da dove sono venute. Qualche disagio oggi a Venezia per lo sciopero nazionale del personale dei servizi di navigazione automobilistici e tranviari e dei controllori. Complessivamente però l'adesione è stata intorno al 20%. Sentiamo. Allo sciopero dei ferrovieri veneti di venerdì scorso gli utenti erano preparati, a quello nazionale indetto per oggi da alcune organizzazioni sindacali no, e le proteste non sono mancate sia in terraferma che in centro storico all'imbarcadero dei Vaporetti. L'ascensione è durata 3 ore dalle 10 alle 13 e tanto è bastato per fare innervosire pendolari e turisti. Lo sciopero ha interessato il personale dei servizi di navigazione, automobilistici, tranviari e gli operatori di verifica e controllo. L'adesione nel comparto automobilistico è stata pari al 18%, di cui il 17% nel servizio urbano e 20% in extraurbano. Regolare la circolazione del tram. Qualche problema in più si è registrato sui bus. Complessivamente sono saltate poco meno di 70 corse. Per la navigazione l'adesione si è fermata al 14%. Sono state cancellate per sciopero 50 corse sulle 250 programmate. Regolarmente operativa la funicolare People Mover. A Noale ora un giovane di 20 anni ed il padre sono stati denunciati dai carabinieri, il primo per detenzione a fini di spaccio di droga, il padre per detenzione illecita di armi e munizionamento da guerra. Il ventenne era stato fermato in piazza a Robegano durante un controllo del territorio con 17 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri si sono trovati di fronte ad un vero e proprio museo delle guerre mondiali allestito dal padre, baionette, revolver, ogive e granate oltre a proiettili detenuti illegalmente. Sul materiale sequestrato sono in corso accertamenti. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia. E rieccoci in diretta con il TG di Venezia, spazio ora alla nostra rubrica Lo dico ad antenna. Nel prossimo servizio la protesta di un mestrino contro i cosiddetti parcheggi intelligenti.
Sono un abbonato e ogni anno pago dei soldi e da marzo io come abbonato, che sono residente, dovrei segnalare ogni volta che mi sposto dalla macchina su un posto diverso. Questo è anticostituzionale perché lega la privacy. Loro, siccome hanno i miei dati, mi conoscono chi sono, non è come quello che viene da fuori, che parcheggia, basta che metta il numero e finisce qua. Loro sanno che mi chiamo Dolfin Giancarlo, abito in via Lazzari, alle ore 8:30 ho spostato la macchina e sono andato al Corso del Popolo, alle 9:30 ho spostato la macchina e sono andato da un'altra parte. Mi sembra che è irrisorio, perché uno che fa un abbonamento sanno tutto, dovrebbe essere normale così e basta. Nonostante i test eseguiti in passato abbiano dato risultati positivi, questo residente non condivide affatto il cosiddetto parcheggio intelligente, secondo cui attraverso dei sensori è possibile gestire la propria sosta tramite un'app sul cellulare, altro aspetto poco pratico a suo dire, oltre che lesivo della privacy. Un'altra cosa, io ho 70 anni e ho un telefonino a carburo, perché devo prendermi uno smartphone? Me lo paga forse l'amministrazione lo smartphone? Sono obbligato a spendere 150 euro per comprarmi uno smartphone per dire che mi sposto di qua, mi sposto di là. Io odio i computer e lo so che è una cosa d'altro mondo medievale, però io per principio non voglio né computer né smartphone perché sono dei problemi. Non so perché devono obbligarmi a comprarmi uno smartphone per segnalare che vado di qua, vado di là, la privacy dov'è? C'è una legge di privacy, perciò io penso che se lo fanno andrò alla consulta e denuncerò tutto questo. Ed ora andiamo in campo del Ghetto Novo, dove questa mattina a Venezia si è celebrata la giornata della memoria. L'alzabandiera prima, la posa di una corona d'alloro dono del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale poi. In campo del Ghetto Novo a Venezia si è aperta così la cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria, quest'anno per ragioni tecniche anticipato al 21 gennaio. Accanto al Presidente della Comunità Ebraica, il Governatore Luca Zaia, il Rabbino Capo di Venezia, Rav Shalom Ba'Bout, ha voluto sottolineare la doppia valenza attribuita alla celebrazione. Molto spesso noi ci soffermiamo sulla memoria negativa, bisogna anche ricordare le cose positive. È stato possibile, ce l'abbiamo qui vicino in Veneto, un esempio classico è quello di Perlasca, che ha fatto una cosa incredibile, ha salvato migliaia di persone e quando gli ha chiesto, che era a Budapest in quel momento, gli hanno chiesto ma lei come ha fatto? Ma semplicemente perché fare il bene è la cosa più banale che ognuno lo può fare. E quindi la memoria della Shoah, della deportazione di oltre 200 ebrei da Venezia, ma anche la memoria buona perché, ha spiegato il rabbino, ognuno può rifiutarsi di accettare leggi come quelle razziali ingiuste che discriminano un cittadino rispetto a un altro. E proprio sulle leggi razziali si è soffermato il presidente della comunità ebraica di Venezia, Paolo Gnignati. Il punto è che le leggi razziali, il giorno della memoria non è un omaggio agli ebrei, è un ricordo di quello che è successo a un periodo in cui l'identità nazionale è stata gravemente offesa, perché i valori di libertà, di rispetto e l'evitare la divisione è stata un'offesa di cui gli ebrei sono stati le immediate vittime, ma che ha inciso su tutta la società italiana, il cui tessuto si è imputridito. Gli ebrei sono stati le vittime immediate, ma è stata una sconfitta per tutti. È stato un momento terribile, il più brutto della nostra storia, ha detto il presidente Zaia, prendendo le distanze dallo spauracchio di parallelismi evocati pressoché quotidianamente dall'insediamento del nuovo governo. In campo del Ghetto Novo, assieme agli alpini, anche tanta gente comune, gli studenti di una terza media del Serale, una classe di giovani provenienti da diverse parti del mondo, coi quali il presidente della regione si è fermato a scambiare due parole. Sono ragazzi, ha detto Zaia, che rappresentano un'immigrazione buona, che hanno un progetto di vita, che sono qui per capire. Una risposta sana alle notizie negazioniste che rimbalzano sui social e a chi inneggia la Shoah. A Marghera questa mattina ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale. L'occasione è stata utile per presentare il consuntivo dell'attività svolta nell'ultimo anno, che presenta il segno positivo in tutte le attività, dal contrasto al moto ondoso in laguna al controllo del territorio, senza contare i servizi per gli accertamenti di tipo amministrativo e quelli svolti in collaborazione con gli agenti degli altri comuni della città metropolitana. I risultati non sono mancati,
risultati, ha detto il comandante Marco Agostini, che ha sottolineato l'importanza della riorganizzazione del corpo, che ha portato ad un significativo potenziamento di organici e mezzi a disposizione. Abbiamo fatto scelte coraggiose, ha ribadito il sindaco, perché questo è il futuro della polizia municipale, con operatori che non sono più solo vigili urbani ma sanno anche venire incontro alle esigenze della città. Ed ora la pagina dello sport, basket, con la vittoria della Umana Reyer su Fiat Torino. Anche stasera tanta voglia di condividere la palla in attacco e nel recuperare poi la partita per portarla a casa, tanto sacrificio in difesa. Era successo lo stesso a Tenerife, che è stata una partita durissima che ci ha portato via tantissime energie e quindi stasera portiamo a casa un'altra vittoria importante. Una vittoria importante contro una squadra che ha venduto cara la pelle. Fiat Torino si inchina al gioco dell'Umana Reyer e il finale di 66-73 è per coach De Raffaele il segno di un match che, assieme a quello disputato contro Tenerife, ha ridato a Venezia il senso dell'essere squadra. Ora l'imperativo assoluto è quello di recuperare, perché martedì c'è la sfida decisiva che potrebbe garantire l'accesso ai play-off di Champions. Stasera abbiamo fatto nello stesso modo tante volte dei movimenti di palla importanti, conclusi con tiri da 3 punti veramente con una prateria che poi possono andare dentro o no, ma quel senso di squadra lì è una cosa che dobbiamo portarci dietro. Elogi del coach ai suoi giocatori disponibili a sacrificio e a condividere la palla. Domani sera la sfida decisiva al Taliercio sarà con i tedeschi di Telekom Basket Bonn. La nostra programmazione, ora subito dopo i TG 20:10, si parlerà questa sera di reddito di cittadinanza e quota 100 con Rudy Roffarè e Stefano Boscarin della CISL, e poi, come ogni lunedì in prima serata, torna Ring. Questa sera autonomia sotto attacco in primo piano, con appunto Ring, per discutere della battaglia per l'autonomia, e anche poi si parlerà delle novità su reddito di cittadinanza e quota 100. In studio con Ferdinando Avarino, Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, Paolino Barbiero del PCGL di Treviso, Stefano Pelloni del PD e Alessandro Manera della Lega. È tutto per questa edizione di Venezia dei nostri TG, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata grigia sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. In Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, con locali nevicate a quote collinari entro la nottata. Temperature minime comprese tra -2 e 1 grado, massime tra 4 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il cielo risulterà spesso coperto anche sulla nostra regione. Dal pomeriggio non si esclude qualche piovasco sulle aree costiere e dentro la nottata la neve potrà cadere localmente anche fino al piano. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. La situazione sarà molto diversa, infatti avremo condizioni di bel tempo stabile e anche soleggiato. Non si esclude tuttavia qualche addensamento al pomeriggio sui settori meridionali, ma senza piogge. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Unique Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.